La dunata del Triveneto a Bibbione e il concerto di Sfera Ebbasta a Lignano Sabbiadoro richiameranno migliaia di turisti e visitatori nel litorale veneto-friulano in questo fine settimana. La rete di autostrade Alto Adriatico si conferma il corridoio ideale dei flussi di traffico per i grandi eventi che rappresentano di fatto il banco di prova in vista della stagione estiva. La A4 in entrambe le direzioni, la A28 verso Portogruaro, la A57 tangenziale di Mestre, direttrice Trieste, gli svincoli di Latisana e Portogruaro e la barriera dell'Isert saranno gli osservati speciali di questo fine settimana. Sabato 15, previsto il concerto di Sfera e Basta, le maggiori criticità potrebbero verificarsi sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste, mentre il traffico si svilupperà per l'intera giornata in entrambe le direttrici di marcia. Sulla A4 con code e rallentamenti in prossimità dei principali svincoli in direzione mare. Nel corso della mattinata è previsto traffico sostenuto anche sulla A28 in uscita alla barriera di Cordignano e allo svincolo di Portogruaro. Infine, domenica 16 giugno, giorno del raduno degli alpini a Bibbione, ancora bollino giallo in A4 in entrambe le direzioni e sulla A28 specie in uscita a Portogruaro.